Buongiorno e benvenuti al Giardino Botanico Carsiana della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Siamo a Sgonico, nei pressi di Trieste. Io sono Marco Valesic e faccio parte dello staff che si prende cura del giardino. In questo periodo, a causa dell'emergenza sanitaria, il giardino è chiuso, ma la natura comunque non si ferma. Abbiamo perciò pensato di realizzare dei brevi appuntamenti per poter rendervi partecipi a questa straordinaria bellezza che comunque in questa stagione si sta manifestando, come ad esempio questa stupenda fioritura composta da un trittico tra il pero corvino, la coronilla e il Prunus mahaleb. A Carsiana le fioriture si susseguono durante tutto l'anno. Ora siamo a metà aprile, il momento in cui inizia la fioritura di una delle specie più appariscenti che possiamo trovare nei boschi carsici, la Peonia officinalis. A Carsiana le peonie si trovano particolarmente bene, infatti le potrete trovare in diversi altri punti del giardino, oltre alle aiuole che abbiamo visto prima. In questo caso però c'è lo zampino del giardiniere. Questo trapianto l'abbiamo effettuato ancora nel febbraio di quest'anno ed è un trapianto che è riuscito particolarmente bene, grazie alle attenzioni che abbiamo rivolto a queste piante nel corso di queste settimane, una primavera particolarmente siccitosa. Infatti frequenti sono le irrigazioni. In questo modo però saremo certi che la pianta raggiungerà la sua autonomia e poi non avrà più bisogno di queste attenzioni, ci penserà la natura. La Peonia officinalis appartiene alla grande famiglia delle ranuncolacee. Proprio a causa della sua notevole bellezza, nel passato è stata oggetto di una raccolta indiscriminata, ma grazie alla normativa regionale che l'ha resa una specie particolarmente protetta, ora si sta riprendendo su tutto il territorio carsico. Arrivederci al prossimo appuntamento a Carsiana.